Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Buonasera a tutti, noi siamo gli Avast, siamo qui a Musicultura, siamo venuti a presentare qualche pezzo, qualche brano, qualche brandello, niente. Abbiamo fatto un disco un po' di tempo fa, si chiama La realtà c'è le corna, lo potete trovare su internet. Il nostro progetto è nato non si sa quando, ma sappiamo la motivazione, dovevamo aiutare un nostro amico a superare alcuni problemi e quindi abbiamo pensato che l'unico modo fosse la musica come musicoterapia. Non è servito a niente ed è rimasto il gruppo così insomma, a divertirsi. Ciao a tutti, ecco un pezzo di quelli che abbiamo presentato qui. Ciao! Ha lasciato fra i suoi libri la matita ed un rossetto, poca voglia di dormire, solo rabbia dentro al petto, dovrà alzarsi di mattina, preparare il miglior viso e stamparsi con fatica un sorriso indeciso. E comincia un soliloquio fra le pieghe del suo cuore, preparandosi al colloquio si disprezza con amore. Così inizia a recitare fra comparse e grandi attori su un proscenio desolante, fra teatranti e produttori, un copione che è perfetto per chi non conosce l'arte e senza soffrire vende la coscienza per la parte. Mentre un tizio con gli occhiali dietro un tavolo di noce serio recita il suo ruolo e prepara un'altra croce. Si sente ormai perduta, sprofondata nella sedia, mentre assiste sola e muta all'ennesima commedia, con la trama sempre uguale di chi recita a memoria un contratto stagionale, esistenza provvisoria. S'alza piano dalla sedia, fa un inchino e scappa via, e una lacrima indiscreta spezza la finta allegria. E una lacrima indiscreta spezza la finta allegria.